Cividale del Friuli al voto. Sono 3 i candidati che si sfideranno tra loro. Tra questi Daniela Bernardi, sindaco uscente, sostenuta da 2 liste, una politica, quella della Lega Cividale, e una civica, Insieme per Cividale. Mi ripresento per il secondo mandato per poter completare i lavori in corso, per poter continuare su progetti che sono in via di definizione e che vedranno la loro realizzazione sul territorio tra un paio di mesi, già a settembre incominceranno altri, e per proseguire in quello che è il mio progetto, ovvero quello di poter dedicare la città ai cittadini, far vivere meglio e far vivere bene i nostri cittadini. Questo vuol dire tutta una serie di interventi che vanno dalla cultura, al turismo, allo sport, alle scuole, all'ambiente, al poter in qualsiasi modo far sì che la nostra città viva in maniera integrata affinché il cittadino, il turista e l'ospite stiano bene a Cividale. Questo è il progetto per i miei successivi 5 anni. Nel caso fosse riconfermata sindaco, i suoi primi 100 giorni? I primi 100 giorni saranno ovviamente full immersion per poter costituire la mia squadra di governo, quindi nominare la mia giunta e ovviamente dar seguito a quelle cose che in questo momento non possono essere effettuate, tipo l'applicazione dell'avanzo libero che è stato approvato in Consiglio Comunale 2 giorni fa e per il quale ovviamente si deve intervenire per dare la possibilità agli uffici di lavorare e raggiungere gli obiettivi per i quali vi era stato appunto dato l'indirizzo in sede previsionale.